seconda puntata dei nostri approfondimenti legati al turismo del Veneto. Siamo con l'assessore regionale Finozzi. Oggi parliamo dell'indagine sul livello di gradimento dei turisti nel Veneto. Quali sono i dati più importanti? Sono dati che hanno dato un segnale molto positivo sulla qualità della nostra offerta turistica. Globalmente un voto medio del 7,5%. Se noi da giovani fossimo tornati a casa con una media del 7,5%, 7,5 scusate, su 10, credo saremmo andati a casa molto contenti. 7,5 significa che in tutto il nostro territorio la qualità dell'offerta è, come dire, apprezzata dai nostri turisti. L'indagine è stata fatta sul mercato veneto per il Veneto, sul mercato italiano sempre per il Veneto. Ovviamente con dei distinguo rispetto alle varie destinazioni. Quando parliamo di mare, il livello di gradimento si è accentuato su alcuni servizi, sulla montagna di altri e su altri tematismi di altri. Ma la costante che mi ha permesso di essere soddisfatto ancora di più rispetto al voto complessivo è che una delle motivazioni principali per cui un turista sceglie il Veneto è l'enogastronomia e la cultura. Un abbinamento presente in tutti i tematismi, perché anche se parliamo di mare, quando si parla di Caolo ad esempio, o di Chioggia o di Venezia, l'enogastronomia e la cultura li troviamo molto presenti. Poi non dimentichiamo che anche il turista che frequenta le nostre spiagge, la giornata da dedicare alla città d'arte la trova sempre magari una giornata non di particolarmente soleggiata. E questo ci garantisce anche il livello della qualità dei turisti che frequentano la nostra regione. Qualche anno fa abbiamo fatto un'indagine sempre col CISET su qual è la ricaduta del turismo sul nostro territorio. Ovviamente ci sono differenze tra il turista che sceglie la spiaggia rispetto alla città d'arte e rispetto alle terme. Il turista che spende di più, quindi lascia maggior guadagno, lascia maggior risorse sul territorio, è il turista che sceglie la città d'arte. Quindi con questa chiara indicazione che abbiamo raccolto anche con questa indagine ci permette di insistere su questo tema. Da un lato ovviamente dobbiamo consolidare i mercati tradizionali e le destinazioni tradizionali, ma se vogliamo crescere, appunto per non andare a congestionare città come Venezia o spiagge come quelle dei nostri mari, dobbiamo diversificare l'offerta e cercare di destagionalizzare l'offerta. Quindi a visitare una città d'arte il turista ci va anche in autunno o in primavera. Certo, quindi questa potrebbe essere una dritta per città come Treviso, come Vicenza, anche Rovigo, città che comunque hanno appunto cose da mostrare e che in qualche modo si considerano poco legate all'itinerario turistico. Infatti questa indagine ci permette di rafforzare quel concetto dell'industria del turismo. Se si parla di industria dobbiamo usare quelli che sono i meccanismi che vengono usati in altri settori di industria italiana e veneta. Ogni azienda che si rispetti ha bisogno di indagini di mercato, capire qual è la capacità del proprio prodotto di non solo farsi conoscere in quale mercato è più apprezzato, e questa indagine ci ha permesso di capire come muoverci anche nei prossimi anni, soprattutto nelle aree che non sono prossime al nostro territorio. Noi stiamo investendo molto in quelli che sono i mercati emergenti come Russia, Cina, India, Sud America, e costantemente vediamo anche in questi ultimi mesi un continuo aumento di presenze turistiche da quei paesi. Fare un esempio, i primi 4 mesi del 2014 ha visto il mercato cinese al 4º posto nella graduatoria delle presenze turistiche in Veneto rispetto ai mercati internazionali, con continuo aumento. Stiamo parlando di aumenti da mese a mese anche del 30%. C'è il turismo ambientale, no? Sta emergendo questa voglia di ambiente, di paesaggio e un po' meno, diciamo, per l'arte. Sì, infatti la legge 11/2013 sul turismo parla di sviluppo del turismo sostenibile. Quando si parla di sostenibilità ovviamente si fa riferimento all'aspetto ambientale ma anche all'aspetto economico, perché è difficile sostenere un territorio da un punto di vista ambientale se poi non abbiamo le risorse per far ciò. Il turismo è, credo, l'unica industria che per crescere ha bisogno di migliorare il proprio territorio, di renderlo più bello, di renderlo più vivibile. Quindi dei territori che magari fino a poco tempo fa non avevano grandi vocazioni da un punto di vista turistico, ma che si vogliono proporre perché ne hanno le caratteristiche, renderanno anche per chi vive una qualità della vita sicuramente più alta.
In particolare io sto spingendo su un territorio che si chiama Pedemontana del Veneto, che è una fascia collinare che parte dal Garda e va verso i confini con il Friuli, dove abbiamo delle caratteristiche molto simili all'offerta turistica toscana ed umbra, dove troviamo territorio, paesaggio, vini, tradizioni, piatti tipici, ma che non ha mai avuto la capacità di imporsi da un punto di vista turistico. Quindi investendo nel promuovere quel territorio offriamo anche quella che viene considerato turismo rurale legato all'ambiente, al tempo libero, all'aria aperta, quello come diceva lei che è un turismo sempre più crescente dal punto di vista della domanda. Bene, ringraziamo l'assessore regionale al turismo Finozzi che ci ha dedicato tempo e spazio prezioso per parlare del turismo nella nostra regione. Grazie ancora, assessore.